Madonna ragazzi, porco, e noi andiamo decisi come lui. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Giampaolo, questo ovviamente è Ciccio Benza. Ciccio Benza in Garfagnana per un venerdì di paura, un tranquillo venerdì di paura. Sono un po' ansioso, sono un po' in ansia perché un gruppo di persone nuove, zona nuova, tutto nuovo e non so quello che accadrà. A cavallo della Desertona per fare un po' di sterrato in Garfagnana. Questo è il piano. Oggi è venerdì, faremo anche sabato e domenica. Davanti a me c'è Vittorio con il suo Teneré, dietro di me ci sono Alessandro col KTM 890, mi ha appena passato qua a sinistra Vittorio col Teneré e un po' più avanti ci sono Alessandro sul Transalp e Manuel sul TM 125. Questa è la compagine di oggi. Diceva prima Alessandro che adesso la strada a salire è brutta. Ok, è brutta. Devo cercare di non perdere il gruppo perché sennò non vedo cosa fanno. Ho il cuore a 1000 di già. Poi lo clop. Madonna ragazzi. Poi lo clop. Figo, cazzo ragazzi, figo, ma lo sa il patema, Dio. Figurarsi dopo. A few moments later. Lo sa impiccare ragazzi. Sì, ciao banane. Figo. Ragazzi, non sono mica così bravo. Tutto quello che non assorbe la Taylor, ma se tu mi rimani in cella dove lei in quel momento non assorbe, ti casca tutto qui. A few moments later. Va bene, dai. Non riesco. Ok. Madonna. Più stai a stere, più risponde tutto sulla strada. Lo so. Quindi la strada è dritta, sto a sedere, non me ne fotte un cazzo. Ah, come ci sono le buche, No, certo. io curve, sto in piedi. Finita la curva mi rimetto pure a sedere. Il mio problema sono proprio le curve. Ma mi sto divertendo. Seguo uno davanti, io vado via con lui davanti. Cazzo, vado su per il monte. No, le basta uno davanti, io lo seguo bene, lui cazzo davanti, perfetto. Tu devi rubare il mestiere perché io vado largo, non te ne fosse per Io ti seguo. vado largo c'è un motivo. Certo. Non andiamo mai stretti e spingiamo l'Emanuele se non parte. Meno male che siamo in discesa. Andate. Noi andiamo avanti, tu vieni con me. Va bene.
Quindi mi vuoi dire che dopo dobbiamo farla in discesa? No. Questo è l'aperitivo. Cioè, questo non conta, qui è trasferimento. Come trasferimento? Questo è il trasferimento. Per me siamo già oltre. No, questo è il trasferimento. Scusa, da che parte si va, scusa? Spettacolo, aperitivo col cocomero, là in alto dove osano le aquile. E adesso ripartiamo. Ok, chiudiamo e andiamo in piedi, via. Ragazzi, scusate se parlo poco, ma fenomenale, porco, ma faticosissimo, ragazzi. Ok. Porco! Ok. Ok. Bene. Allora, qui vedo che dai molto meglio. Qui vai molto meglio. Quindi è psicologico la tua, quando si inclina la strada, ne ho visti tantissimi. È solo psicologia e ci lavoriamo, ok? Sì. È la tua bestia vera e ci lavoriamo. Ok, scorri moto, scorri. Vai, dai, grande. Ok. No, Cosa vuol dire tecnico? Ci saranno delle salite, non prendere lentamente. sono cotto già, guarda. Ok, allora
No, no, se vuoi che proviamo ad andare avanti, ancora un po' avanti ce la faccio, dai. Dove ci sono le salite, dove io do dei cazzo, tu dai dei cazzo. Ci provo, Non farle piano. ci provo. Io le faccio piano, dove accelero perché dobbiamo accelerare. Ok. Ok, qua devo accelerare probabilmente. Dai stronzo. Ok. Ecco. Bravo, bravo cazzo. Oh my god! Wow! Lui c'ha la psicologia della salita. La fa, va a aiutare. Scusa. Sente tanta roba. A few moments later. Ecco, quella parte lì mi fa molta paura. E noi andiamo decisi come lui. Ok. Ok. Ok, ragazzi, che figata. Ma che fatica. Sì, sì. Mamma mia, ragazzi, sono distrutto. 2 ore e mezza di strada, sono morto, sono mortissimo. I tifosi sono ripartiti, vanno a fare un altro pezzo di giro, invece io scendo a valle per la statale e li raggiungo al ristorante perché non ce la faccio fisicamente. Sono veramente stanco, sono veramente lesso, lessissimo, ragazzi, cotto, demolito. Grande desertona che mi hai portato fino qua, grandissima. Vabbè, risaliamo in sella e scendiamo con calma. Ragazzi, che stanchezza. Ragazzi, iscrivetevi al canale perché così vedete queste robe. Intanto mi vedete provare cose mai provate. Come dice Alessandro, +1 più 1. Guarda che bello. Guarda che bello. Guarda che bello questo sole che mi perfora gli occhi e non mi fa vedere una cioppa di niente. Esperienzona del giorno 1, benissimo, sono cotto e demolito, stanotte dormirò come un ghiro. È veramente stata impegnativa, credo di aver fatto un buon livello più del mio precedente. Bello, bello, bellissimo. Dopo esservi iscritti al canale, un'altra cosa importante che dovete fare è attivare la campanellina qua sotto in basso. Cliccate quella bella nera in modo tale da ricevere tutte le notifiche dei miei contenuti, un contenuto a settimana, ragazzi, sempre un contenuto a settimana, ogni lunedì alle 18. Poi potete venire sui social, venite su Instagram a vedere quello che faccio, venite anche sul mio canale Telegram Ciccio Benza Official, venite dove volete a trovarmi, commentatemi, likeatemi e vedete, vi porto un po' di tutto, strada, fuori strada, qualche mottina fica, dai, un po' di varietà, insomma. Ci vediamo domani nel prossimo video in cui faremo il giro ufficiale di Maxi Adventure Toscana. Vedremo se Ciccio Benza ce la farà. Ciao!